Focus TG, edizione straordinaria, ben ritrovati in diretta tutti voi telespettatori che appunto in questo aggiornamento, questo lungo aggiornamento dell'emergenza coronavirus abbiamo sentito poco fa le parole del governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo adesso l'intervento di Federico Capraro dell'Ascom Trevigiana, vediamo. Cari colleghi, in questo momento c'è bisogno di fiducia, c'è bisogno di reciprocità, c'è bisogno di responsabilità. C'è bisogno di fiducia nei confronti di chi ci guida. C'è bisogno di reciprocità, perché più veloci siamo ad adeguarci a queste nuove situazioni, più veloci saremo ad uscire da questa emergenza. C'è bisogno di responsabilità, ci dicono di rimanere a casa, facciamolo, ci sono i nostri colleghi che tutti i giorni ci garantiscono beni e servizi di prima necessità, ci sono i nostri collaboratori che in smart working ci garantiscono tutti i servizi e tutta l'assistenza di cui c'è bisogno. A loro va un grazie per quello che stanno facendo, per i risultati che stanno ottenendo, va un grazie perché ci garantiscono che c'è un futuro per le nostre imprese. Grazie agli associati, grazie a tutti i livelli di Confcommercio, il provinciale che sta facendo un lavoro straordinario, il regionale e il nazionale. Stanno arrivando gli aiuti richiesti. Abbiamo parlato pubblicamente poco, ma credetemi abbiamo lavorato davvero molto. Da domani c'è un numero verde, c'è un nuovo sportello attivo, uno sportello che ci permetterà di risolvere i problemi immediati, le urgenze, ma soprattutto di approfittare di questo tempo per programmare il futuro e pianificarlo con nuove soluzioni innovative. Confcommercio c'è, seguiteci, abbiamo fiducia, dovete avere fiducia. Abbiamo sentito un forte messaggio come quello che viene lanciato un po' da tutti, da tantissime persone negli ultimi tempi, tanta fiducia, rimanere uniti, soprattutto rispettare la regola dello stare a casa in primis. Non ci sono altri modi per superare questo momento difficile. E adesso andiamo invece nel Vicentino, Valli del Pasubio, dove il Comune ha attivato tutto un processo via WhatsApp, via SMS per essere sempre più vicino ai cittadini. L'informazione sulle disposizioni in materia di coronavirus viaggia via messaggi sul cellulare. Ogni comune si attrezza per raggiungere più rapidamente il maggior numero di cittadini. Valli del Pasubio ha scelto di attivare in tempo record un servizio via messaggistica WhatsApp nato per eventi ed iniziative del comune che oggi diventa mezzo di comunicazione su Covid-19. In questo momento di emergenza è fondamentale che i cittadini siano informati su tutto quello che riguarda gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus. Ed è fondamentale che ci sia una comunicazione precisa, corretta e che non dia adito a possibili dubbi. Cioè la comunicazione arriva al cittadino su una semplice chat di WhatsApp, il cittadino non può rispondere, legge, si informa, se ha qualche dubbio telefona in comune e così riusciamo a gestire molto meglio l'emergenza coronavirus informando quotidianamente tutti i nostri cittadini. Sono già più di 230 quelli che hanno aderito al servizio, quindi in una settimana. Dalla messaggistica al servizio di spese e medicine a casa, il Comune non lascia soli i suoi cittadini, ma allo stesso tempo, vista la zona turistica e la continua presenza di gente anche in questo momento, il sindaco lancia l'ennesimo appello. Faccio un invito a non venire a fare passeggiate, a fare giri in mountain bike, in bicicletta, perché in un momento come questo bisogna veramente rimanere a casa, bisogna veramente non fare di testa propria, ma seguire le indicazioni che ci sono state, che ci vengono date da parte delle autorità e quindi vi prego rimanete a casa il più possibile. E appunto per controllare che le persone rispettino queste direttive dello stare a casa, tra l'altro sono parecchie le denunce che sono state fatte un po' in tutta la regione dalle forze dell'ordine, allora sono proprio in azione gli uomini, i carabinieri, gli uomini della polizia stradale, della polizia di Stato, polizia locale, guardia di finanza, che stanno cercando davvero di controllare il più possibile il territorio, porre un freno a chi pensa di fare il cosiddetto furbetto. E siamo andati a Bassano a vedere com'è la situazione.
pare che i bassanesi davvero siano stati molto collaborativi nel seguire la direttiva di rimanere a casa nella bella giornata assolata di ieri domenica, ahimè sotto l'incubo del coronavirus, almeno stando a quanto ci hanno riferito le forze dell'ordine impegnate sul territorio del Bassanese in quei controlli straordinari disposti dalla Prefettura di Vicenza dopo il recente decreto ministeriale e i suoi divieti dei quali tanto si parla. Per la Polizia Intercomunale del Bassanese, i vigili per intenderci, ieri giornata di impegno per 2 pattuglie la mattina, 2 il pomeriggio fino alle 19:30 al turno ordinario. Va detto che alcuni agenti di polizia dipendenti comunali risultano essere in malattia, altri in ferie. In questa settimana saranno impegnate un paio di pattuglie la mattina e il pomeriggio e una pattuglia la sera fino alle 24. Per i carabinieri di Via Emiliani, nell'arco delle 24 ore, 34 le pattuglie in azione, 12 le denunce per persone provenienti da fuori comune in transito senza una comprovata necessità. Guardia di Finanza di Bassano, una pattuglia al giorno con un'altra di supporto. Continueranno l'attività anche loro per tutta la settimana. Qui sono stati denunciati 2 ragazzi bassanesi in violazione dell'articolo 650 del Codice Penale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, perché a piedi dopo mezzanotte giravano di ritorno dall'abitazione di uno dei 2 camminando fra Jacopo da Ponte e Viale delle Fosse, quindi anche in questo caso senza alcuna comprovata necessità. Molti, ci è stato riferito spontaneamente al momento dello stop per il controllo, hanno esibito l'autodichiarazione, segno questo che le corrette informazioni sono state date tutte e in tempo giusto. Un piccolo problema, soprattutto nel weekend, segnalato dalla Guardia di Finanza, la passeggiata fuori porta lungo i diversi tragitti del Brenta, a volte ritenuti un po' troppo affollati per l'emergenza coronavirus, che richiede un po' di sforzo da parte di tutti affinché finisca presto anche questa esperienza che ci porti tutti alla fine a sentirci davvero sereni. E sono proprio le forze dell'ordine che sono quotidianamente in strada e sono anche tra le persone più esposte assieme a tutti gli operatori sanitari al contagio. Allora è proprio il sindacato di polizia che chiede a gran voce al governatore Zaia e all'assessora Manuela Lanzarin che vengano effettuati maggiori controlli sanitari proprio nei confronti di queste persone, maggiori tutela insomma. Sono quotidianamente in strada per i controlli, anche loro esposti al rischio di contagio. Sono i poliziotti che in questi giorni sono impegnati con le pattuglie per controllare e verificare che gli spostamenti dei veneti siano solo per lavoro o stretta necessità. Per questo motivo il sindacato FSP Polizia di Stato di Padova ha inviato una lettera al presidente del Veneto Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin per chiedere di estendere anche al personale della Polizia di Stato lo screening a campione per verificare o meno la positività al coronavirus. Valutare l'opportunità di estendere i controlli su strada con i tamponi anche agli operatori della polizia che quotidianamente sono impegnati sul territorio perché esposti al rischio così come altre categorie professionali, se non di più. Questa nota contiene una richiesta della nostra associazione sindacale ed è tesa e finalizzata a in qualche modo impedire che uomini della polizia involontariamente operanti sul territorio possano contribuire ad estendere il diffondersi della malattia e a salvaguardare anche la loro sanità personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È la categoria, insieme al personale medico, più esposta al rischio di contagio. Sottoponendo i poliziotti al tampone, in particolare quelli in servizio al reparto mobile, volanti, stradale e reparto prevenzione crimine, spiega il sindacato di polizia, si potrà ridurre il rischio che tra di loro si annidi qualche asintomatico che, vista la capacità di contagio del Covid-19, metterebbe letteralmente in ginocchio il sistema di sicurezza della regione. E ovviamente è una grande rivoluzione questa anche per il trasporto pubblico, sono state ridotte diverse corse, sono stati modificati anche gli orari, è accaduto anche in una città come Padova. Bus Italia Veneto annuncia nuovi orari per gli autobus. L'emergenza coronavirus stravolge il trasporto pubblico padovano. Da martedì, infatti, gli autobus urbani applicheranno l'orario festivo, quelli extraurbani invece seguiranno l'orario prefestivo. Alcune corse verranno rinforzate mentre verrà attivato un servizio a chiamata simile al Nightbus nelle ore diurne.
Questa iniziativa però prevede che ci sia un'effettiva necessità di spostamento. Per il servizio urbano, anche durante la settimana, si effettuerà servizio festivo con orario festivo, tranne alcune corse di rinforzo, specie sulla linea 7 e sulla linea del tram, che sono mezzi che la gente utilizza per andare al lavoro. Metteremo quindi qualche corsa in più rispetto al festivo per permettere alle persone di utilizzare il mezzo mantenendo una giusta distanza fra le persone. Il servizio extraurbano invece utilizzerà servizio orario prefestivo, cioè quello del sabato, mentre durante la settimana di giorno espanderemo il servizio del night bus, quindi il servizio su chiamata che sarà prenotabile tramite app, invitando però le persone a utilizzarlo solo se dovessero avere effettiva necessità di muoversi. Stiamo vedendo meno gente, moltissima meno gente sul trasporto pubblico, e questo è una buona notizia, vuol dire che la gente sta rispettando le norme. Invitiamo quindi a utilizzarlo, è sicuro perché lo stiamo sanificando tutti i giorni, il tram viene sanificato ogni corsa, gli altri mezzi ogni giorno prima di entrare in servizio, però l'invito è di utilizzare il mezzo e di uscire di casa solo se c'è un'effettiva necessità. Le aziende sono in questo periodo praticamente in ginocchio, si sta attraversando per quanto riguarda l'economia un momento difficilissimo. C'è però chi si sta ingegnando, proprio nel vero senso del termine, e sta provando ad avviare tutto un processo per realizzare le tanto agognate mascherine che diventano indispensabili e soprattutto non si può non metterle quando si esce e quando si entra in magari luoghi come i supermercati o quant'altro, quindi diventano indispensabili, sono necessarie, e allora c'è Grafiche Venete che ha provato ad avviare il processo di proprio costruzione di queste mascherine. Grafiche Venete, il colosso tipografico di Tre Baseleghe nel Padovano, è pronto a produrre schermi protettivi per coprire bocca e naso della popolazione. Non vere e proprie mascherine, sottolinea l'azienda, perché per essere definiti tali servono autorizzazioni e certificazioni che l'azienda spera di ottenere nel più breve tempo possibile per attivarsi operativamente e con tutte le garanzie necessarie. In un contesto confermato di pandemia, continuano da Grafiche Venete, si tratta di dotare la cittadinanza di schermi e strumenti che possano aiutare a limitare il contagio negli spostamenti di primaria necessità. Si tratterebbe, in ogni caso, di dispositivi diversi da quelli utilizzati dal personale medico ed infermieristico, che però possono davvero aiutare a proteggere sia chi la indossa che anche la persona che si incrocia. Un forte appello arriva da tutte le categorie economiche del Trevigiano. I primi interventi sono nella direzione giusta, soprattutto quello che riguarda la sicurezza e la possibilità di sostegno alle persone, quindi tutti gli elementi di cassa integrazione in deroga e di intervento per tutte le categorie, compresa quella delle partite IVA, è un elemento utile. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, che è quello del sostegno economico alle imprese, va bene la moratoria e la sospensione di tutte le incombenze. Quello che mi preoccupa di più è l'elemento che riguarda i finanziamenti di liquidità, perché è evidente che ci vuole anche un provvedimento collegato con le direttive comunitarie, con la Banca Europea e con la Banca d'Italia, che dia alle banche la possibilità di attuare effettivamente erogazioni di liquidità a breve per compensare il mancato introito delle imprese, in deroga un po' ai meriti di credito, perché se non si può derogare al merito di credito è evidente che alle aziende in difficoltà il credito non viene dato, quindi tutte le buone intenzioni poi vengono vanificate dai comportamenti e dalle regole che ci sono. Viene sempre il problema dei combinati disposti, quindi nel principio va bene, mi auguro che il periodo non sia così lungo da prevedere ulteriori interventi, però l'elemento che mi preoccupa in più è l'effettiva possibilità del sistema bancario a erogare liquidità alle imprese. Forti le reazioni che arrivano un po' da tutto il mondo economico e imprenditoriale.
Vediamo se dalla regia... Nel principio va bene, mi auguro che il periodo non sia così lungo da prevedere ulteriori interventi, però l'elemento che mi preoccupa in più è l'effettiva possibilità del sistema bancario a erogare liquidità alle imprese. Va bene la questione delle garanzie del medio credito, va bene la moratoria dei mutui, dei finanziamenti, però bisogna che le banche siano messe in grado di dare con meriti diversi di quelli attuali il credito, altrimenti rimane tutto bloccato nelle buone intenzioni. Sicuramente ci saranno delle osservazioni da fare, perché mi viene in mente la cassa integrazione in deroga, per dire, no? Che le imprese sotto i 5 dipendenti possono adesso mettere in campo, è aziendale, non è dedicata solo ai dipendenti, nel senso che quando io la apro consumo i giorni di cassa integrazione, ma li consumo per tutto. Invece potrebbe essere modulare, cioè se ho bisogno di 2 dipendenti in un reparto che mi lavorino, è bene che questi lavorino per evitare di fermare la produzione, perché l'importante è non fermare la produzione mettendo ovviamente in sicurezza quando è possibile il personale. E invece un forte messaggio arriva nel cuore di Vicenza da tantissimi negozianti che, è vero, hanno chiuso il loro negozio, ma hanno affisso fuori cartelli che lanciano messaggi di speranza. Vediamo se... Perché appunto voglio ricordare soprattutto come una città come Vicenza anche nei giorni scorsi abbia così colto in pieno questo messaggio forte di restare a casa. Negozi chiusi, allora vediamo come stanno affrontando la cosa. Negozio chiuso a seguito di CPM 11 marzo 2020. Causa emergenza coronavirus, il negozio rimarrà chiuso fino a data incerta. Hashtag io resto a casa. Chiuso. Sono solo alcuni esempi del modo in cui i commercianti di Vicenza hanno avvisato la propria clientela della sospensione delle attività a seguito delle ultime disposizioni restrittive. Messaggi lapidari, telegrafici molti, che rendono ancor più disorientante, da sapore di film post-atomico, l'aggirarsi in questo periodo tra le vie del centro. Una Vicenza straniante per l'assenza quasi degli esseri umani, una Vicenza surreale, rafforzata anche dalla presenza inconsapevole dell'installazione di Salvatore Dalì. Eppure Vicenza trasuda tanta umanità, viva, basta saper ascoltare, vedere, sentire il calore e la spontaneità dei tricolori e dei cartelli appesi sui balconi. In molti cartelli, pur annunciando la chiusura, molti commercianti hanno voluto lanciare anche un messaggio positivo. Ho scelto la chiusura consapevole. Buona salute a tutti. Forza Vicenza. Io resto a casa, facciamolo tutti. Così ci rivediamo il prima possibile. Ci fermiamo per ripartire. A presto. Tutto andrà bene. Questo locale invece è chiuso, senza nessun cartello esposto. Eppure non appare morto. Anzi, c'è musica come blando sottofondo. Una vecchia canzone che richiama la più potente delle espressioni dell'essere umano, l'amore. Poi senz'altro in una città completamente deserta la musica, anche se era a basso volume, si sarà sentita senz'altro. Il messaggio che ha lanciato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa consueto e quotidiano della tarda mattinata. Vediamo assieme allora quali sono stati gli elementi principali toccati dal governatore Zaia. Allora vi confermo che noi continuiamo con la politica dei tamponi. Mi fa piacere che la voce autorevole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, ieri sera abbia detto test, 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 esattamente 3 volte lo ha detto, il che vuol dire tamponi, tamponi, tamponi. Mi spiace che il mondo scientifico si spacchi a metà su qualcosa che non dovrebbe neanche farci perdere tempo. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi, penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite, visto e considerato che se becchiamo un paziente, un individuo, un cittadino asintomatico positivo, evitiamo il contagio di altri 10 cittadini. Questo rientra nella logica dei numeri, dei crudi numeri. Ai cittadini chiedo di continuare l'isolamento, chiedo ancora di continuare con il rispetto delle regole, delle distanze, di tutto quello che voi sapete.
Vi dico che siamo addirittura d'arrivo anche per presentarvi un dispositivo di protezione individuale. Vi dico anche che voglio ringraziare tutti quei lavoratori, e penso oggi di ringraziare tutti gli operatori dei supermercati, coloro che vanno a lavorare e sono quelli che hanno tra i tanti, non finirò mai di ringraziare il mondo della sanità, ma pensate anche ai tanti lavoratori che mi scrivono dei supermercati e mi dicono ogni tanto ricordatevi di noi. Grazie, grazie di cuore, perché quella è un'attività essenziale, non possiamo tenere chiusi quei negozi e mi rendo conto che molti cittadini hanno ancora difficoltà a mettersi in sicurezza. Ai cittadini dico di non abbassare la guardia, lo ripeto, di restare a casa e di non preventivare, visto le belle giornate, passeggiate, e farò anche in modo di fare in modo che le uscite non si possano fare. Siamo partiti con i controlli nelle aziende tramite le Spisal, abbiamo iniziato da lunedì e dando disposizioni lunedì. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. I loro rappresentanti hanno firmato un accordo a livello nazionale, noi non possiamo disporre la chiusura delle aziende, però è pur vero che possiamo disporre i controlli, quindi per quello che ci compete i nostri controllori delle Spisal hanno disposizioni H24 di controllare le aziende dove abbiamo, partendo dalle grandi aziende ma arrivando anche alle piccole, per verificare che ci siano i dispositivi, quindi le mascherine e i gel disinfettanti e ovviamente le distanze di sicurezza, evitando gli assembramenti. Questa è una strategia che portiamo avanti, quindi considerate che siamo appena partiti, penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno, vuol dire che facciamo 1 migliaio di aziende in 10 giorni, il che comincia a diventare molto, come si può dire, presente anche questa azione di controllo. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Non abbiamo altro da aggiungere su questo fronte. Vi dico anche che il richiamo, voi sapete che noi ci siamo battuti per una norma importante che è stata quella del richiamo dei medici, e do parola all'assessore Lanzarin. Il richiamo dei medici anche pensionati ha fruttato dei numeri. Prego Assessore. Voi sapete che noi avevamo fatto una prima già autorizzazione a tutte le aziende in deroga alle assunzioni che aveva dato 525 richieste suddivise tra medici, infermieri, OS, laboratori e quant'altro, e su queste 525 persone sono già state assunte una buona parte, quindi sono già entrate all'interno delle aziende sanitarie ed erano in deroga rispetto alla prima settimana. Dopo, a seguito di quelli che sono stati i provvedimenti del governo che hanno quindi ampliato la possibilità, ossia l'utilizzo di pensionati, l'utilizzo appunto dei specializzandi anche non in graduatoria, perché noi utilizzavamo specializzandi solo in graduatoria con le norme che avevamo prima, mentre i nuovi decreti hanno previsto quindi l'utilizzo dei pensionati, l'utilizzo dei specializzandi degli ultimi anni non in graduatoria e anche voi lo sapete, insomma, il fatto di poter assumere i medici laureati e abilitati ma non con la specializzazione, che è stata una grande possibilità, voi sapete, in memoria insomma delle famose delibere di agosto. Oggi l'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Poi vediamo la specifica, quindi non vi do le singole, insomma, categorie. Il totale di operatori medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato da Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato
con crite e quant'altro, quindi 525 autorizzati, 486 con questo nuovo bando che le aziende stanno assumendo. Grazie, 1 migliaio di persone in più nella sanità e sono medici e operatori. E questo vi dà anche una dimensione del sacrificio che è stato chiesto a questa comunità. Vi dico poi un'ultima considerazione che ci tengo a farla. C'è tanto dibattito su coloro che risiedono fuori casa e vengono nelle case di villeggiatura. E vedo che molti colleghi dicono anche a tanti veneti: tornatene in Veneto perché qui è bene che tu non stia. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura. Che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere, a meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago piuttosto che a Jesolo o in Polesine o il lago di Garda o da qualche altra parte che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Rispetto al dispositivo che lei dice presto avremo un dispositivo delle mascherine pronte, da dove verranno reperiti questi? Allora, guardate, noi stiamo già acquistando su estero. C'è l'azienda Zero con delle persone che raccolgono tutte le offerte, fanno scouting a livello internazionale. Guardate, quando parliamo di mascherine, lo dico a quelle, ormai sono spariti tutti dalla circolazione, ma all'inizio c'erano i fenomeni, i premi Nobel incompresi, quelli che andavano in giro a dire ma il Veneto non ha le mascherine perché non le ha comprate. Magari fosse così. Mascherine non ce ne sono, c'è il mondo in crisi. Noi abbiamo notizie degli Stati Uniti che chiedono su Cina 1 miliardo di mascherine. Allora, noi abbiamo almeno 2,5 milioni già contrattualizzati di mascherine che arrivano, ma guardate, non c'è da fare i salti di gioia, noi abbiamo 50.000 dipendenti, più case di riposo e altre robe, cioè solo l'aspetto clinico e paraclinico, medico e paramedico, diciamo, attorno agli ospedali, penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, ma proprio per non sprecare tanto in un momento di emergenza come questo. Abbiamo dei buoni contatti in questo momento, sto parlando sempre di materiale medicale, abbiamo dei buoni contatti che forse riusciamo a intercettare, perché poi qua è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, si intercetta qualcosa che gira sopra di noi a livello internazionale, ogni tanto c'è qualche container che cambia direzione perché poi vengono negoziate queste cose, come li hanno fregati a noi e qualcun altro in qualche altra occasione siamo più felici. Non è che li portiamo via a qualcuno, perché sarebbe sgradevole e poco etico. Ci vengono fatte offerte, immaginiamo che ci sia del materiale che gira e purtroppo dobbiamo difenderci anche dagli speculatori che sono i più infami in questo momento. Abbiamo mascherine che vengono offerte a 5 euro all'una, quella che sta indossando lei ci viene offerta a 5 euro da alcuni speculatori e ne vale, penso, meno della metà a farla grande. Pagata 10, ecco. Questa è la situazione. E pensi che quella mascherina forse deve cambiare 2 o 3 volte al giorno. Bene, detto questo, poi abbiamo in animo, avete visto che è passata la norma, sembra, perché ancora il decreto finale non ce l'abbiamo, sembra sia passata la norma per i dispositivi di protezione, così sono stati chiamati, così abbiamo voluto anche noi questo inquadramento, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da metterci insomma davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotti in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Forse anche quelle che usate voi dal colore, forse sono made in Veneto. Queste dunque le ultime novità che sono emerse nel corso del punto stampa nella tarda mattinata di oggi nella sede regionale della Protezione Civile. Intanto proprio ieri sera è stato approvato il nuovo decreto, il decreto che va sotto il nome di Cura Italia, che mette sul piatto 25 miliardi di euro. Nessuno deve sentirsi abbandonato, è stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio
e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Cura Italia è il nome del decreto che mette sul piatto 25 miliardi di euro, denaro fresco in grado di attivare flussi per 350 miliardi. 5 gli assi individuati. Il primo riguarda il sistema sanitario nazionale e la protezione civile con l'iniezione di 3 miliardi e mezzo di euro. Il secondo capitolo invece da 10 miliardi punta tutto su occupazione e reddito perché nessuno perde il posto di lavoro a causa del virus. Rimpinguati il fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga che riguarderà tutti i settori e anche le aziende con un solo dipendente. Un intervento massiccio sulla cassa integrazione guadagni estesa a tutti i settori, anche a quelli che oggi non ce l'hanno, penso ad esempio al turismo e all'alberghiero nel nostro territorio o anche al settore dei trasporti. Ci sono poi lavoratori autonomi e stagionali che riceveranno un assegno di 600 euro per il mese di marzo, prevista la sospensione dei contributi previdenziali e l'estensione del congedo parentale a 15 giorni e un voucher babysitter da 600 euro. Sul fronte del credito c'è la sospensione delle rate di mutui e prestiti con garanzie pubbliche, mentre in campo fiscale si conferma la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi. Stop infine per 2 mesi a tutte le prove dei concorsi pubblici, semplificazioni per le imprese che sfruttano lo smart working. Tante le misure quindi, ma si tratta solo di un primo provvedimento. Questo l'abbiamo chiamato decreto marzo tecnicamente perché sappiamo già che ne dovremo fare un altro ad aprile. Vogliamo quindi avere un rapporto costante anche con le associazioni del lavoro e dell'impresa. E una spiegazione su come funzionerà questo nuovo decreto, come funzioneranno le misure, soprattutto è arrivato dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Ho messo anche 1 miliardo e 750 milioni sui crediti delle banche in modo da poter garantire al sistema bancario di garantire l'accesso al credito alle imprese. La leva complessiva del sostegno che diamo all'accesso al credito e quindi alla liquidità per le imprese è di circa 350 miliardi, che sono paragonabili a quei 550 di cui parlava la Germania qualche tempo fa. Quindi se lo paragoniamo al PIL abbiamo fatto un'operazione ancora più profonda di quella che hanno fatto in Germania. Queste sono misure che abbiamo inteso mettere in campo nell'immediato per far sentire a tutti i cittadini, a quanti più cittadini possibile, la vicinanza dello Stato. Se dovevi pagare, non pagare lo fa lo Stato. Se dovevi incassare, c'è lo Stato che ti aiuta in un momento di difficoltà, ti dà una possibilità di avere liquidità sospendendoti i pagamenti, ma anche dandoti una piccola liquidità mensile. Certo, l'ho detto da subito, è sufficiente? No, non sarà mai sufficiente in questo momento. Abbiamo cercato di mettere insieme più misure possibili, dicevo 25 miliardi complessivi. Non sarà mai sufficiente perché il dramma economico è sotto gli occhi di tutti, ma questo è il primo tassello, poi dovremo continuare ad aiutare i cittadini e le imprese in un momento di complessità economica incredibile che stiamo vivendo, è sotto gli occhi di tutti, lo stiamo vivendo però con la consapevolezza che assieme potremo reagire. Assieme potremo cambiare anche dei paradigmi economici e delle modalità produttive e assieme sono sicuro che con le capacità del nostro Paese, dei nostri cittadini, potremo essere più forti. E intanto sono davvero numerosissimi i messaggi che stanno arrivando al nostro numero WhatsApp 340 3218 379. Lo chiedo davvero una cortesia a tutti voi, inviateci messaggi, inviateci foto, inviateci video, ma non fate telefonate, perché stanno arrivando anche telefonate, noi non rispondiamo alle telefonate, chiediamo soltanto a tutti voi di intervenire, perché siete fondamentali, la vostra vicinanza, la vostra parola, la vostra voce in questo caso è fondamentale, siete davvero in tanti e questo ci fa piacere perché vuol dire che ci state seguendo davvero in tanti, seguite anche tutto lo sforzo che stiamo cercando di fare per portarvi puntualmente a casa tutte le informazioni nella maniera più pulita, più semplice, più comprensibile possibile. Non fate però telefonate al nostro numero WhatsApp, soltanto messaggi, foto e tanti video che arrivano in continuazione. Poi nel corso di questa diretta andremo a vederne ancora. Io intanto vorrei leggere proprio qualcuno dei messaggi che arrivano, che li vedete sul vostro teleschermo, perché cerchiamo di trasmetterli tutti, cercheremo anche di leggerne il più possibile.
non sarà possibile farlo con tutti perché sono davvero tantissimi. E allora vabbè, ci sono tantissimi complimenti che arrivano al presidente Zaia, tanta fiducia, viene espressa molta fiducia nel governatore e adesso appunto i complimenti arrivano per come sta gestendo questa situazione difficile. Abito a Salcedo, ho deciso di restare a casa dal lavoro, continuo però a veder passare gente con la bici da corsa a tutte le ore, non ho parole. E in effetti sappiamo, lo continuiamo a dire, il messaggio unico restate a casa, sappiamo poi che i gruppetti di persone sono assolutamente vietati in questo momento particolare, di conseguenza ognuno dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, purtroppo non tutti rispettano questa semplicissima direttiva. Bravo Zaia, ci hai sempre messo la faccia, non avevo dubbi che lo avresti fatto anche questa volta. E questo è Loris da Salzano che scrive: vorrei poter dire a Zaia che fatto 30 possiamo fare 31, chiudere tutto anche Pasqua e Pasquetta, altrimenti sarà una strage. Grazie Valeria. E in effetti dobbiamo pensare non giorno per giorno, ma a un termine un po' più lungo rispetto a quello che era stato fissato per il 3 aprile. Vedrete che senz'altro la Regione, nello specifico il Presidente Zaia, prenderanno in seria considerazione anche questi consigli che state dando. Gradirei fare un ringraziamento anche, questa è molto bella, anche alle ditte cinesi che negli scambi commerciali con il Veneto inviano spontaneamente e gratuitamente con le spedizioni delle merci mascherine che le ditte venete potranno usare per i propri operai. Nei giorni scorsi avevamo mostrato questa donazione importante proprio da Wuhan che arrivava nel Veneto di mascherine. Adesso proprio pare che ci siano le singole aziende, le singole ditte che dalla Cina arrivano in Veneto nello specifico, che hanno in dotazione, mettiamola così, portano in dotazione tutto un set di mascherine che viene poi lasciato ai dipendenti delle aziende dove portano il materiale. In un momento così difficile, questa invece è una richiesta, una proposta che non è da sottovalutare. Perché gli operatori telefonici non aiutano, dando a tutti i clienti minuti illimitati? Il telefono, infatti adesso, precisa questo nostro telespettatore, è l'unico mezzo di comunicazione anche per gli anziani e di conseguenza sarebbe una bella idea che adesso io non so come funziona per tutti quanti gli operatori telefonici, però che tutti quanti insieme decidessero di dare questi minuti illimitati, visto che il telefono è l'unico metodo per comunicare quotidianamente, anche più volte al giorno, con i propri cari per sentire come stanno e quant'altro, sarebbe importantissimo. E non capisco le esigenze dei negozi di ferramenta, profumerie. Troppi esercizi sono aperti, sono un input falso per uscire. In effetti magari la profumeria potrebbe anche chiudere. Un profumo, mettersi il profumo non è un elemento di necessità, come è stato più volte ribadito. E allora questo messaggio che continua a essere lanciato, che si legge anche dai messaggi che lanciate voi stessi, la preoccupazione che comunicate voi con i messaggi che mandate, e quindi restate a casa. Il messaggio a restare a casa l'hanno voluto lanciare anche gli alpini, nello specifico il coro della Brigata Alpina Tridentina, che ha un po' cambiato le parole di una famosissima canzone tipicamente alpina, e con una grande maestria sentite un po' cosa è venuto fuori. Noi il corona lo battiamo, se stiamo a casa tutti sul divano, esponiamo sui balconi la bandiera, tutti
si può far, oi là là. Carino mio giovanotti, state a casa, verdi che nuovamente usciremo nelle piazze a cantare torneremo, tutti insieme abbracciati a festeggiare, oi là là. Grazie di cuore agli italiani, a chi lavora 12 ore al dì, a chi si prodiga negli ospedali. Avete un cuore voi grandiosi. Al personale sanitario, alle forze dell'ordine, alla protezione civile. Grazie. Davvero un gran bel momento, grazie al coro della Brigata Alpina Tridentina. E poi la particolarità, avete visto, no, le singole immagini che sono state unite proprio in questo coro totale, e ognuno l'ha realizzato a casa propria, di conseguenza ognuno da casa ha realizzato il suo pezzettino e poi è venuta questa gran bella cosa, questo gran bel messaggio positivo. Nelle piazze a cantare torneremo, insomma è un gran momento, insomma, per restare in casa assolutamente, per sì, portare pazienza, fare questo sacrificio, però poi tutto andrà per il meglio. Quindi questo gran bel messaggio che è arrivato dagli alpini, da questo coro alpino. E adesso invece vediamo assieme le tante immagini che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Adesso Davide vi fa vedere come ci si lava le mani col coronavirus. E il sapone? Ok. Vai. Bravo! Bravo! Ciao ragazzi, so che è un po' da egoista, ma non ce la facevamo più a sopportare lo stress, abbiamo trovato un volo da Roma, siamo andati via e mi dispiace, ci vediamo tra 3 mesi. State attenti, state a casa voi e guaritevi. E magari essere in volo in un paese caldo al mare proprio in questo momento, ma arriverà
arriverà il momento che anche noi potremo spostarci, tornare a spostarci come prima, e davvero ho detto in tante occasioni, è vero che dobbiamo stare a casa, dobbiamo fare questo sacrificio, però è un modo anche per ingegnarci davvero e mettere in piedi piccoli spettacoli come quello che ha allestito questo nostro telespettatore che ha girato questo video davvero simpatico. Quindi affrontare con il sorriso anche questo momento difficile diventa un elemento fondamentale, e un forte messaggio arriva ancora una volta da un sindaco, e ci spostiamo a Padova. Allora sentiamo le parole di Sergio Giordani. Chiedo a tutti voi, alle famiglie, di stare a casa. Lo so che è difficile, perché specialmente quando si ha un piccolo appartamento, quando sono bambini non è facile, però vi chiedo veramente, l'unica maniera per evitare il contagio, per aiutarci, per aiutarvi noi stessi, è stare a casa. Ho chiesto anche alla protezione civile di passare la sera, perché la città è deserta, come di giorno, di sera è più possibile atti di delinquenza o qualsiasi cosa possa capitare. Se per caso succede un incidente a un anziano, un bambino, a qualsiasi persona, la protezione civile lo segnalerà. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, l'aiuto di tutti è l'unico rimedio. Anche la protezione civile pattuglierà il territorio dunque per segnalare situazioni sospette. Continua inoltre l'attività di igienizzazione di strade e marciapiedi in tutta la città, non solo in centro, anche nei quartieri. Continuiamo l'igienizzazione delle strade e dei quartieri. C'è già un piano predefinito che avrà illustrato quanto prima sia sulla mia pagina sia per quanto riguarda la stampa. Vi chiedo ancora a tutti qua, so che è difficile, stiamo a casa. E anche come Rete Veneta, come gruppo Media Nord-Est, stiamo continuando a invitare tutti voi telespettatori che ci state seguendo, numerosissimi, a restare a casa. Allora abbiamo realizzato 2 spot, uno dei quali anche con la presenza del governatore del Veneto Luca Zaia. Vediamoli assieme. Vogliamoci bene, rispettiamo le misure per il contenimento e il contrasto del virus Covid-19. La vera cura al coronavirus siamo noi veneti con i nostri comportamenti. Una regola per tutti, cerchiamo di restare in casa il più possibile, restiamo in casa, è un impegno che vi chiedo, è un sacrificio, ma lo facciamo per la nostra salute e anche un grande atto di responsabilità e di solidarietà nei confronti di chi non si può permettere di prendersi il coronavirus. Sto parlando degli anziani, parlo dei malati cronici, dei bimbi che sono immunodepressi. Per cui una regola solo, restate in casa e rispettate le regole. Restare in casa non vuole dire assolutamente annoiarsi, potete leggere, potete ascoltare la musica, potete guardarvi fotografie, fare così un tuffo nel passato, stare con i vostri figli, potete anche seguire le tante iniziative che Rete Veneta sta proponendo proprio nello specifico in questo momento così particolare, per cercare di esservi vicino non soltanto nell'informazione, nell'aggiornamento quotidiano di quanto si sta evolvendo questa emergenza coronavirus, ma anche proprio per allietarvi, soprattutto nel fisico, con le lezioni di ginnastica, zumba e quant'altro, e nello spirito con la Santa Messa. Allora vediamo. Compio dei movimenti che coinvolgono il busto, quindi scendo da un lato e subito dopo dall'altro. Per i patiti del fitness, ma pure per gli anziani, gli adulti, tutti costretti a rimanere in casa e che non possono più provare il piacere di uscire per mantenersi in forma, non tutto è perduto. Rete Veneta offre una possibilità di allenamento a distanza. 3 le specialità: Tai Chi alle 7:10, Zumba alle 8:10, ginnastica dolce alle 8:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 18. Se poi non siete mattinieri, Zumba e ginnastica vengono replicati negli stessi giorni a partire dalle 17:15. Lezioni a distanza con spiegazioni chiare, date dagli insegnanti nello stesso momento in cui eseguono i gesti con il corpo. Cosa vi serve? Televisore acceso sul canale 18 oppure computer sul nostro streaming ben posizionato di fronte. Stuoia dove serve o comunque uno spazio libero nel quale muoversi. Una mens sana in corpore sano può sconfiggere il virus. Parola di Maurizio Mantesso, Harold Abro e Patrizia Diotto, i vostri nuovi trainer, allenatori o semplicemente amici della vostra salute, tutti i giorni su Rete Veneta.
Poi vogliamo ricordare tutti i giorni, è iniziato ieri, lunedì 16 marzo, tutti i giorni alle 18 l'appuntamento con la Santa Messa in diretta dal Santo di Padova. Pace e bene, siamo di fronte alla tomba del Santo, della Basilica di Sant'Antonio a Padova, in questo tempo anche difficile, in cui siamo un po' anche costretti in casa e davanti al televisore o comunque con un tempo a disposizione. Ecco, sono lieto di poter anche dire che potremo trasmettere in diretta dalla tomba del Santo la Santa Messa ogni sera alle ore 18. Un appuntamento anche questo che già dalla sua prima uscita, proprio già da ieri, ha riscontrato grandissimo successo, tante persone davvero che ci stanno ringraziando perché stiamo portando in casa questa Santa Messa a cui non è più possibile prendere parte perché sappiamo che sono state sospese, e poi entrare, anche se è soltanto con il video, per entrare nello splendore della Basilica del Santo, davvero una grandissima emozione. Io direi di provare a leggere qualche altro messaggio. E buongiorno, grazie di cuore per tutto quello che fate. Un appunto, il personale dei supermercati deve staccare, negozi chiusi almeno la domenica non stanno a casa, vanno a prendere un etto e mezzo di prosciutto, questo ovviamente deve essere un dipendente del supermercato e si rivolge a quello che fa la gente, vanno a prendere un etto e mezzo di prosciutto, basta, bisogna davvero prendere un provvedimento, la gente è impazzita, devono organizzarsi moglie, mammari, dipendenti del supermercato, grazie. E davvero sì, il buon senso, mi rivolgo al nostro telespettatore, che dovrebbe far sì che la gente non esca proprio per una minima spesa, un minimo acquisto, ma si organizzi almeno per uscire il meno possibile, andare al supermercato anche il meno possibile, perché anche il governatore Zaia proprio questa mattina nella conferenza stampa ha rivolto parole proprio di vicinanza al tutto il personale di tutti i supermercati che si trovano a contatto diretto con le persone quotidianamente, di conseguenza sono assolutamente da tutelare e da proteggere. Poi chiede: a chi devo segnalare le aziende che non seguono i protocolli? Grazie, li deve segnalare intanto alle forze dell'ordine, poi sappiamo che sono partiti proprio da oggi i primi controlli da parte dello Spisal, una 60ina le aziende che sono state controllate in questa prima fase, lo ha dichiarato anche poco fa il presidente Zaia, di conseguenza lei basta che avvisi, se nota che ci sono queste carenze importanti, avvisi le forze dell'ordine, nello specifico chiami i carabinieri che poi si rivolgeranno al personale dello Spisal che si attiverà per portare insomma un controllo ulteriore in tutte le varie aziende. Buongiorno, scrivo da Marghera, i musei civici sono chiusi ma i capi servizio assunti dalle cooperative sono obbligati ad andare in museo e non hanno fornito le mascherine. Sono preoccupata perché mio marito lavora al Museo del Vetro e a casa oltre a me ci sono mia mamma di 87 anni e i figli, lui è fuori. È giusto questo, in effetti sarebbe il caso che il datore di lavoro, chi gestisce, chi coordina la struttura dove lavora suo marito, munisse tutti quanti i dipendenti degli elementi principali per una difesa di se stessi e del prossimo. Le classiche mascherine, l'abbiamo detto in tantissime occasioni, servono a proteggere se stessi e il prossimo. Parlando di mascherine, il discorso di Zaia ha toccato in maniera molto forte anche quella dei tamponi, e allora vediamo. La capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno, cioè moltiplichiamo di molto. L'obiettivo è ambizioso ma irrinunciabile, quello di quadruplicare i tamponi sulla popolazione dandosi precise priorità. Alle microbiologie del Veneto, ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacin, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto, e dopodiché
nella priorità tutti quelli che hanno sintomi. Ai nuovi tamponi si aggiungono quelli portati avanti dal dottor Crisanti dell'Università di Padova, in via sperimentale circa 10.000, ma la regola per il governatore è una sola. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Inevitabile guardare a quanto succede in Gran Bretagna, dove si sta portando avanti il principio contrario. Anche qui, Zaia, è chiaro, il modello da seguire è Vo, dove i casi non crescono, non certo Londra. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge. Uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti le... Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente, per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto lei dovrebbe fare come Johnson. Io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato. E non manca nemmeno un riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite... Io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Sul fronte della sanificazione la Regione ha consigliato ai comuni di spargere acqua più varichina al 5% nelle strade. La stessa Coldiretti ha dato la propria disponibilità per l'uso di trattori. Intanto si stanno allestendo gli ospedali di supporto previsti dal piano regionale straordinario. La tempistica è serrata. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ospedali, negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Altro nodo riguarda le case di riposo, sempre più sotto stress. Anche in questo caso, come per gli ospedali, è partito l'appello al personale in pensione e al volontariato. Abbiamo chiesto anche al volontariato di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo. E proprio a proposito, lo stesso governatore Zaia ha previsto ulteriori inasprimenti di questa situazione. Il tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto. Non bastano. Non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a fare 2 passi, tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Queste le fotografie della domenica in Veneto, immagini di passeggiate collettive che male si conciliano con l'emergenza in corso. Anche per questo i toni usati dal governatore sono volutamente duri. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca. Da qui la richiesta all'esecutivo Conte per un ulteriore giro di vite in tema di spostamenti. Chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. Il principio è chiaro, così come le proposte sul tavolo. Nel mirino non solo le passeggiate ma anche i market nei centri commerciali. Prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate. Cioè la passeggiata non è un delitto, i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta la distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol
di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna. Sempre sul fronte dei controlli sono state avviate le verifiche degli Spisal del Veneto, che dovranno vigilare sulla corretta applicazione del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro raggiunto tra governo e parti sociali. Hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende. E restrizioni sono arrivate anche proprio a Vicenza città, dove il sindaco Rucco ha disposto la chiusura intanto dei cimiteri. Ho appena sottoscritto l'ordinanza con cui chiudiamo tutti i cimiteri della città, dal cimitero maggiore fino ai cimiteri periferici, per impedire l'accesso agli utenti, perché anche nella giornata di ieri si sono verificati molti flussi di persone che si recavano in cimitero. Quindi sarà possibile per le aziende che gestiscono il cimitero lavorarci, e continuando quindi con l'apertura delle celle mortuarie, delle camere mortuarie, però l'accesso al pubblico sarà vietato almeno fino al 3 aprile. Questa è la decisione dell'amministrazione comunale. Stiamo continuando nei controlli anche nella giornata di ieri. Rispetto a domenica 15 marzo sono state verificate delle violazioni, le abbiamo sanzionate, continueremo ad effettuare i controlli soprattutto negli esercizi commerciali aperti al pubblico che vendono appunto prodotti alimentari, e dopodiché lavoreremo sulle persone che stanno uscendo nonostante i divieti imposti dal DPCM. Quindi un invito ancora una volta, un appello accorato a rimanere in casa il più possibile. Grazie. Un invito che continuiamo anche noi a ribadire, a ripetervi, restate a casa, davvero ne va della vostra salute e della salute di tutte le altre persone. Leggiamo ancora messaggi che continuano ad arrivare e questo messaggio è riferito agli edili, lavoratori edili. Ne vedo troppi infatti che lavorano, che non sono indispensabili in questo momento. Come mai? E ancora, buongiorno, volevo chiedere se una persona ha il sospetto di avere dei sintomi, dove si può andare a fare il tampone. Allora, innanzitutto, prima di andare a fare il tampone deve mettersi in contatto con il contatto telefonico col proprio medico e capire, spiegargli quali sono i sintomi che hai, e soltanto insomma una volta che avrà spiegato il tutto al proprio medico, allora sarà il medico che illustrerà i passi da fare e semmai eventualmente porterà la persona a effettuare il tampone. Quindi ecco, non chiedete direttamente voi di fare il tampone, ma rivolgetevi in primis al vostro medico e poi via via vi verrà proprio spiegato passo passo a chi rivolgervi e come muovervi in un secondo momento. È necessario fare più multe e denunce perché troppa gente è in strada per futili motivi, e poi perché, questa telespettatrice ci scrive da Abano, perché ad Abano non vengono igienizzate le strade. In realtà questo è un procedimento che sta iniziando un po' in tanti comuni, e quindi vedrà che senz'altro anche nella sua città il comune attiverà proprio la disinfezione della strada, la pulizia della strada. Abbiamo sentito che si utilizza nel Trevigiano, almeno utilizzano acqua e varechina una tot percentuale, di conseguenza insomma vedrà che senz'altro anche nel suo comune verranno attivate queste misure di pulizia speciale straordinaria anche delle strade. Prima avevo letto un messaggio che riguardava le persone che si trovano a lavorare al supermercato. Lo stesso governatore Zaia aveva rivolto parole di vicinanza a tutti i dipendenti dei supermercati, e noi siamo andati proprio all'esterno di un negozio a chiedere la gente in questo momento così particolare cosa acquista. Vediamo assieme. Cosa ha comperato? Stiamo cercando di capire cosa... Generi alimentari, di tutto, se ne sbotta una settimana almeno. Quindi ha detto così non esco più, ha fatto la spesa? Certo, sì, cerco di limitare l'uscita il più possibile. Ma che tipo di cose, scatolame o anche... Pasta, scatolame, pane, quello che serve in famiglia. Vado una volta al giorno così almeno riesco ad uscire e prendere un po' d'aria. Ma cosa compri di solito? Cioè, cosa prendi? Ho comprato il pane e l'insalata.
perché è difficile stare a casa, anche un po' di cioccolata, che in questi giorni serve per tirare sul morale. Quando mi riguardo ho comprato le solite cose che compro di solito tutti i giorni, non ho fatto nessun approvvigionamento perché era stato detto che i negozi sarebbero stati riforniti, quindi è inutile fare questa corsa e svuotare questi scaffali, mi sembra deprimente, mi sembra una zona di guerra. E quindi niente, ho comprato le mie solite cose, un po' di frutta, un po' di verdura e basta. Prodotti più che altro a lunga durata per quanto mi riguarda, carta, pasta, biscotti, cose che poi mi evitino di tornare nel supermercato possibilmente. Quindi quante volte va a fare la spesa in linea di massima? E al supermercato cerco di andare una volta alla settimana. Io ogni tanto esco e compro quello che mi serve e poi compro tanta roba e quello che c'è, però sempre devi fare attento e non frequentare tante persone, vai da solo e puoi tornare a casa. Cosa deve comprare? Io devo comprare una bottiglia d'aranciata, basta, e poi i dadi, queste cose qua che servono, perché la spesa l'ho già fatta ieri, la spesa buona, però mi sono dimenticato qualcosa, ecco, per cui devo farla. E quindi è anche un'occasione per riuscire un attimo. Anche per questo, per prendere, non dico una boccata d'aria perché non si può, bisogna stare attenti, insomma, a quanto pare sto virus. Pensi che ho 4 figli a Bergamo, pensi alla mia preoccupazione, mamma mia. E li sente ogni tanto? Li sento ogni giorno, anche la notte mi telefono loro per dire papà non ti preoccupare, stiamo bene, abbiamo preso le precauzioni, ma speriamo bene. Insomma, l'importante ecco, è prendere tutte le precauzioni e restare a casa. Noi ci separiamo per qualche minuto, ci vediamo dopo la pausa.